Svolta drammatica nell'inchiesta sulla morte di Mariano Olla, il sedicenne annegato a Cagliari lo scorso giugno durante una festa clandestina. Dopo 7 mesi di silenzi, la procura è pronta a iscrivere i primi nomi sul registro degli indagati. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Segui questa ricostruzione per capire cosa sta succedendo a Cagliari e iscriviti per non perdere i prossimi video. Tutto inizia la notte di metà giugno a Sussicu, vicino all'ex stadio Santeria di Cagliari, dove oltre 150 ragazzi si trovavano per un party pirata organizzato sui social, senza alcuna autorizzazione. Tra loro c'è Mariano, un ragazzo di Sesto che amava le moto e sognava a New York, arrivato alla fine con conoscenti occasionali e non con i suoi amici di sempre. Il corpo di Mariano viene ripescato la mattina del 14 giugno. L'autopsia parla di annegamento dopo un malore. Ma cosa è successo davvero in quelle ore di musica e sballo? Per mesi gli inquirenti hanno sbattuto contro un muro di non ricordo da parte dei presenti, nonostante qualcuno parli di tuffi collettivi in mare nel cuore della notte. Un sedicenne muore, 150 testimoni e nessuno ha visto nulla? È il ritratto di una notte degenerata tra alcol e droghe sintetiche. Questa è una storia che tocca ogni famiglia sarda. Poteva essere la festa di qualunque nostro figlio, finita nel peggiore dei modi a causa di chi ha venduto a morte a dei minorenni. Ora la scuola mobile di Cagliari ha stretto il cerchio, setacciando video e celle telefoniche. Nel mirino non ci sono solo i minorenni, ma anche i maggiorenni che hanno organizzato l'evento e spacciato la droga. Cosa dice secondo te questa storia della Sardegna di oggi e della solitudine dei nostri ragazzi? Scrivimi nei commenti cosa ne pensi di questo muro di omertà e seguimi per essere aggiornato sulla cronaca della nostra isola. Grazie per la visione del video e alla prossima!